Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene. Annalisa nasce il 19 febbraio 1990 in un quartiere di Forcella, Napoli. È una ragazza solare e gentile, consapevole di vivere in un quartiere molto pericoloso, preso di mira dalla camorra. Le strade mi fanno paura, sono piene di scippi e rapine. Quartieri come i nostri sono a rischio, ci sono i ragazzi che si buttano via e si drogano senza motivo. Vorrei fuggire, a Napoli ho paura. È normale che esista la paura, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti. Annalisa riesce a trovare la gioia nelle piccole cose, ha la forza di andare avanti e vivere la sua vita al meglio, ha attorno a sé una bella famiglia. Vivo e sono contenta di vivere, anche se la mia vita non è quella che avrei desiderato. Scrive ancora nel suo diario d'adolescente. È innamorata del suo migliore amico Francesco, un amore che purtroppo però non potrà mai dimostrargli. Inferno è quando la rosa si convince che non profuma. Inferno è un passaggio a livello che si apre su un muro. Inferno è quando le cose non si compiono. Annalisa esce di casa alle 21:45 di sabato 27 marzo 2004 per incontrarsi con le amiche. Indossa una giacca nera, jeans con tasche gialle, maglietta nera a collo alto e scarpe da ginnastica silver dorate. Un'ora dopo, il silenzio del quartiere di Forcella viene interrotto da alcuni spari di arma da fuoco. Sono indirizzati al boss Salvatore Giuliano. Uno di questi spari colpisce la testa Annalisa, che cade a terra sanguinante. Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda, noi ci dobbiamo ribellare, prima che sia troppo tardi, prima di abituarci alle loro facce, prima di non accorgerci più di niente. Le persone urlano e il caos regna. Annalisa viene portata all'ospedale a Scalesi, ma per lei non c'è più nulla da fare. Il suo cuore smette di battere 3 giorni dopo. Il suo destino è stato segnato dal fatto che si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Animali tra gli animali, anzi peggio, perché gli animali uccidono per fame e per istinto, mentre i cosiddetti uomini d'onore, che a differenza delle bestie possono pensare, uccidono per odio e fame di potere. La famiglia decide di donare gli organi di Annalisa e grazie a lei 7 persone vivono. Il padre si fa carico di perpetuarne la memoria e promuove varie iniziative. Il 22 giugno 2015 viene inaugurata la biblioteca realizzata da lui e alimentata solo da libri ricevuti in dono. Nasce l'associazione Annalisa, volta a dimostrare che a Forcella non c'è solo gente disonesta. Hanno provato in tutti i modi a togliermi serenità e sorriso, a costringermi a chinare la testa, a imporre la loro violenza e cattiveria ai miei principi. Non ci erano riusciti e non ci riusciranno mai. Sono passati 14 anni Dice il papà di Annalisa. e da allora lotto per dare un aiuto ai ragazzi, gli stessi che devono capire che c'è bisogno di una svolta. I padri devono stare più vicini ai loro figli. Io sto lottando per dare il mio contributo, anche loro lo devono fare. Affronteremo tante paure e tante difficoltà nella vita. Le supereremo tutte, come solo noi, tutti insieme, sappiamo fare, perché la vita è una sfida irrinunciabile e noi siamo pronti a giocarcela fino alla fine. Paolo Borsellino, Federica Angeli, Giuseppe Impassato e Don Pino Puglisi non hanno mai abbassato la testa di fronte alla mafia. Portano tutti in capo la corona della vittoria, quella che non hanno perso, perché il collo l'hanno sempre tenuto saldo e dritto anche davanti alla paura. Il luccichio della loro corona, sempre fermo sul capo, ha fatto alzare la testa anche a noi, e anche se molti sono stati uccisi, le corone brillano ancora e ci ricordano ogni giorno il valore del coraggio e della determinazione che serve per sconfiggere il mostro mafia. Finché in Italia ci saranno corone brillanti, la mafia non vincerà.